Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Spengono le luci. Ma bravissimi, mi metti in mezzo. Un applauso, ci vuole un grande applauso, complimenti. Complimenti vivissimi. Tu sei stupenda, eh? Tu sei pericolosa. Ma come andiamo? Andiamo bene? Mi tolgo gli occhiali. Andiamo bene? Tutto bene? È una puntata, vi dico, bellissima. Abbiamo 2 ospiti, ma che ospiti. Intanto voglio presentare i 2 ballerini che sono Ida Lucchetta. Buonasera. Prego. Grazie. Tu sei di Cosenza? Sì, sono di Cosenza. Balli il tango col caschè da quando? No, senza caschè, da più di 10 anni. Ma tu facevi danza prima? Sì, da quando avevo 5 anni. Quando ballavo io, diciamo, no? Sì. E intanto il tuo nome è Danilo De Rango. Sì, perfetto, sì, sono di Rende, anch'io ballo tango da 7 anni e mi ha rapito veramente. Ma ti ha rapito il tango lei? No, il tango. Bugiardo, ti ha rapito lei, è bellissima. Sì, Rapiscimi il film, rapiscimi! Hai visto il film Rapiscimi? No. No, devi andare al cinema. Sì. Ok, io vi faccio accomodare. Grazie. Perché ho gli opinionisti, gli ospiti, prego accomodatevi, grazie. Pa. Eccomi qua, iniziamo questa sesta puntata e chiamiamo le opinioniste. Gemma Altimare, eccola qua. Grazie, scusi, tornerò. Ma chi chiamo? La ritardataria! Raffaella Reda! Eccola qua, eccola che arriva! Eccola! Scusami, adesso arrivo sempre tardi. Hai delle orecchini stupendi! Mamma! E l'altra è un'altra donna fantastica! Simona Miceli, eccola qua! In plissé! È arrivata in plissé! E adesso vi presento 2 personaggi molto conosciuti
Due persone che per questa terra danno molto, sono ambasciatori di questa terra non solo in Italia, anche all'estero. Naturalmente siamo amici da molti anni, vi presento il primo, lui è il cavaliere Sergio Mazzuca, eccolo qua. Benvenuti. Buonasera. L'altro imprenditore, parliamo di una famiglia antichissima, di una famiglia che ha dato e dà lustro a questa terra in Italia, nel mondo, come ho detto prima, giovanissimo, è Fortunato Amarelli, eccolo. Benvenuto. Andiamo. Come stai, Gemma? Zebrata. Vi do il microfono. Volevo dire, mi sembra diverso Peppino stasera. Sembra diverso anche a voi? Sì, o solo sì. a me? Sì, Carino, Peppino balla il tango pure, no? Complimenti. Senza casché, Peppino. Complimenti. Senza casché. Mi scusi lei. Ah, non avete il microfono? Ah, bene, ve lo porto io. Come state? Bene, grazie, stiamo Tu bene. ti illumini d'immenso con questi orecchini Guarda che oro. stupendi, Hai bellissimi, visto? no? Simona, come va? Bene. Tutto bene. Iniziamo le interviste così vediamo un po'. Mi raccomando, dovete intervenire, sì. Cioè, come va, Sergio? Bene, complimenti. Grazie. Bellissimi, bravissimi, complimenti. Bravi. Fortunato, tutto Bene, bene? assolutamente, benissimo. Vi piace abbiamo lo studio? visto una performance fantastica, bravissimi. Bravi, veramente grandi professionisti. Allora, Sergio, va bene, Dimmi, tutto Claudio. bene? Tutto bene, grazie a Dio, siamo pienamente in attività e siamo felici di essere qui oggi. Noi ci conosciamo da molti anni, no? Conosco il tuo percorso molto bene, però e questo qua mi emoziona dirtelo, perché il tuo messaggio forte è stato e comunque da anni è rivolto verso i giovani, e questo messaggio positivo che tu ogni volta mandi in ogni comunicato, in ogni dove, diciamo, no? E tu ci credi molto in questa terra. Come no, ci credo, da calabrese ci credo fortemente, mi rivolgo ai giovani perché i giovani devono rimanere in Calabria, devono restare qui e devono produrre qui. Ecco, questo è il mio messaggio che lancio da sempre e che mi permetto di dare qualche consiglio. Per te è la stessa cosa? Ah sì, assolutamente, devo dire la verità che questa è una terra ricca, la Calabria è una terra ricchissima. Noi ci hanno insegnato, ci hanno voluto far credere che in realtà fosse una delle regioni più povere d'Europa. In realtà abbiamo delle cose bellissime, siamo al centro del Mediterraneo, una cultura incredibile. Io vivo a 20 km dalla più grande città della Magna Grecia. Ma come no? A Crotone esisteva Pitagora, che credo sia sui libri di scuola di mezzo mondo, no? Perché chiunque sa fare di conto ha dovuto imparare le tabelline pitagoriche, per cui in realtà è una regione ricca di opportunità. Dobbiamo avere la capacità di trasformare tutte queste cose belle anche in un'attività e migliorarle soprattutto per Però il quello lavoro. che dico, e mi rivolgo sempre a voi due, no? Io ci ho creduto, forse ci credo ancora, mi rivolgo sempre ai giovani l'altra volta, però io non vedo una crescita. La Calabria è bellissima, lo diciamo da sempre, io da quando sono nato sento dire è bellissima, è una terra ricca, è una terra... però cosa c'è? Cosa c'è? Questa regione non riesce a spiccare il volo, questa regione non riesce a dare positività, esempi da parte di chi li dovrebbe dare. Non voglio fare politica assolutamente, però c'è un peggioramento, io trovo, che di più non si può andare, insomma. Ecco perché io dico che i giovani come fanno a credere in un futuro in questa regione? Perché queste parole, voi siete imprenditori assolutamente, anzi siete eroi in questa terra come tanti altri imprenditori che ci sono,
però siamo mal governati. E oggi siamo proprio all'astrico, quindi ci vuole veramente una rivoluzione. Io parlo di rivoluzione, dobbiamo scendere in piazza perché ci porteranno alla rovina, e io non ci credo più. Ci dobbiamo indignare, ci dobbiamo arrabbiare. La nostra è una rivoluzione artistica, culturale. Scendiamo e stiamo là, non abbiamo detto una bella mica. macchina forte, potente, con un bel motore, solo che abbiamo il freno a mano tirato, no? Bravo. Quindi, Quindi non cammina, amore mio. perfetto. Ma su freno a mano Quindi tirato dobbiamo fare squadra, è da secoli. E certo, e siamo noi che dobbiamo fare squadra, al di là della politica, al di là di Ma quello che appunto, c'è meno sinistra. male che ci sono imprenditori come voi, no? Che rappresentano questa terra poi in modo positivo. Poi chi ci amministra li scegliamo noi, quindi Bravo, voglio dire, bravo. non è che sono lì perché ce li ha mandati qualcuno, li abbiamo scelti noi e quindi ecco, magari, non so, diamoci da fare meglio, ecco, diamoci da fare e vediamo di Dobbiamo sviluppare fare più squadra, un'idea. o no? Ecco, certo. Manca l'aggregazione in Calabria, Brava. scusami Fortunato, noi ci brava, conosciamo da sempre e manca l'aggregazione anche tra di noi, non è che ci sia tanta aggregazione tra imprenditori, ecco. Quello è quello che ci manca, lo stimolo è importante, penso. Credo Lo so, anche che no, noi la mia è rabbia assolutamente. Il bravo presentatore, che lo è condizionato dall'abito che indossa, ci avete fatto caso? Ah, L'altra sì. volta via l'abito a quadretti Oggi bianco e no, non rosso. so. Era pazza da No, morire. vabbè, Oggi ha un aplomb diverso perché No, c'è il ma perché gessato comunque ho due personaggi, come dire, anche se sono amici. di spessore. Chapeau. Come infatti ecco, anche il perché lei pappagallo parla di meno oggi. Poi ci Ah, pensiamo. Ho ragione o no? Scendere, insomma. Sì, ho ragione. Ecco. No, fate qualche domanda, che avete la possibilità. Io volevo chiedere innanzitutto la domanda di che tempo c'era a Rossano? Era una bella giornata? Ma di solito è sempre più bello rispetto Io a quando lei sempre lo più bello. No, sto scherzando, assolutamente. Questo veramente. Assolutamente. Perché c'è il mare. però a Dopo volte- questo io me ne a vado. volte Ecco, questa è la il risposta mare- che sancisce la mia andata via. Adesso scompaio. No, cara, no. Guarda, 1, 2, 3 scompaio. Io ce n'ho due a scelta. Però devo dire che no, assolutamente, il tempo era lo stesso, purtroppo. Ancora non parte questa primavera, vero? No, questo Io c'ho due perché- domande a scelta. Ah, ok, allora posso fai le andare? domande. Certo, Vado con poi continuo dopo. Ho delle domande Vai, vai. retoriche ogni settimana. Scelta, poi rispondete voi. Assolutamente. Presentano qualche difficoltà, però scegliete voi. A, che farete quest'estate? B, qual è il vostro piatto preferito? Sì, ma ad altissimi livelli. Sì, ci sta, Avete come no, ci sta. 5 secondi per pensare. Ci sta, Fortunato. ci sta. Io risponderei che in realtà Risponderesti pure, guardi, io Ma ti rispondere a adoro. tutte e due le domande. Mi rispondi, ti adoro per sempre. sì, ma risponderei a tutte e due le domande. Direi che Ma due domande! A tutte, Fatelo rispondere perché altre una. due ce le abbiamo anche noi per... vabbè, se c'è il tempo Qual è il tuo volentieri. piatto preferito? Pasta e pomodoro, semplice, basilico. Stupendo, pure io. E naturalmente Ho mangiato quest'estate pasta e pomodoro. si rimane in Calabria a Per te il lavorare. piatto preferito? Beh, per me il piatto preferito è quello che indicava Cracco quando diceva che il suo piatto preferito era un risotto al sedano d'alba e alla licurizia di Rossano. No. Io so che a Bologna, no? In un luogo magico, io ho visto le foto, quindi non l'ho visitato di persona, c'è questo vostro showroom pure, o no? Sbaglio, è all'interno di un... Beh sì, noi abbiamo aperto dentro il Parco Fico questo laboratorio che è molto bello, è un laboratorio dove noi facciamo dei corsi per fare diventare le persone caramellai, cioè gli insegniamo bello. come si fanno le caramelle. Ci vanno i bambini e i bambini No. escono fuori con i lecca-lecca fatti da loro, comprendono quali sono le materie di base per fare questo prodotto dolciario ed è una cosa estremamente divertente ed è un nostro piccolo avamposto, diciamo, in Emilia Romagna. Ma che bello, complimenti. Invece Sergio, io so che nel tuo laboratorio, no? Sì. Ci sono dei maestri orafi giovanissimi dove hanno studiato, no? E si parla tanto dall'Arico ormai da molti anni, ancora di più da quando c'è Mario Chiuto, grazie a Mario Chiuto, all'Arico è ritornato in vita, no? Positivo perché Cosenza è una città che in Calabria
come si suol dire, tira. E tu hai dedicato una collezione, no? Sì, abbiamo fatto uno studio su Alarico e abbiamo tirato fuori una bella collezione. Ed è fatta di... Sia in argento e oro, in argento e pietre. Ma io ho visto ad esempio che candelabri, queste cose qua, orecchini, sì, anelli a una forma strana, la forma, cioè... Ancora diciamo, non è completa la collezione perché è una collezione abbastanza vasta che verrà presentata a settembre. A settembre verrà sì, presentata. presenteremo la collezione completa, sempre qui a Cosenza. Sempre qui a Cosenza. E invece tu ormai questo premio è da molti anni, no? Che organizzi questo premio. Io ho il piacere e l'onore di affiancarti sempre insieme a Valentina Zinno, grande spalla, no? Pilastro di questa azienda, devo dire, ma ci prepariamo per quest'estate, no, lo faremo a settembre. A settembre, sì, come ogni anno a settembre ci sarà il premio Telezio. E poi tu hai veramente una donna al tuo fianco che è fantastica, è una donna, è una moglie, è una madre, è una manager, no? Certo. Giovanissima. Vi siete sposati giovanissima, che Stefania, che saluto. Sono 30 anni che siamo sposati. Anche noi? Pure voi. Pure quest'anno? Assolutamente sì, anche noi salutiamo. E tre figli. Sergio Maria è dalla seconda, quanti anni? 16. Dopo 16 anni arriva Sergio Maria. Arriva grande orgoglio. Sergio Maria, Sergio come me e Maria come la Madonna. Ma che bello, ma che bello. Io Sergio, sono un po'... noi lo proponiamo a tutti gli ospiti, sì, quindi anche tu non scappi. E il prossimo premio o la prossima collezione la puoi dedicare a noi, no? Le calamità di Claudio. Certo. Noi lo proponiamo sempre, un piatto, un gioiello, un film, un ballo, un dipinto. Guarda, lo stiamo che naturalmente elaborando. Estendiamo anche ad Amarelli. Grazie. Cioè, le calamità di Claudio, noi. Simona! Noi andiamo a ballare. Assolutamente no, oggi non posso, sono infortunata. Bam. Uncia ha avuto un momento di gelosia pazzesco. Pazzesco. Senti, ma avete una scuola? Collaboriamo presso la scuola Calabria Tango che si sì, trova? Francesco Aiello. Rende. A Rende? Sì, situata presso l'Hotel San Francesco. Ma il tango è seguito in Calabria? Sì, e in questi ultimi anni praticamente è decollato. Veramente? Sì, tanto anche tra i giovani. Ah, sì. Ma Abbiamo tanti giovani. Ma lei che fa? A lei la stiamo aspettando. No, è meglio che noi non stiamo l'aspettate, aspettando tutti. Perché non arriva mai. Mai. E appunto guarda. noi l'aspettiamo È ancora. Vi racconto questo, ieri pomeriggio eravamo ospiti a Bisignano da questa donna importante, una famiglia importante, e l'appuntamento in un posto, 5:30. Io con un amico mio siamo arrivati alle 5:15. Lei è arrivata puntualissima. Con nonchalance lei è arrivata alle 6. E beh, mezz'ora di ritardo. Sei impuntuale, questo non è un buon biglietto da visita, ricordatelo. Ricordatelo, dico veramente e te lo dico seriamente. Non ti presenti bene, assolutamente. Una donna è perdonata. Ma qual è perché è una donna perdonata? È una donna perdonata. A me. Vai di là, vai a sederti, vai a sederti. Ma assolutamente no, vai a sederti. Invece stavamo parlando
Tu hai frequentato una scuola? Sì. Sì, anche io frequento la scuola Calabria Tango a Rende di Ciccioiello, già da 6 anni ballo, quindi come dicevo prima il tango mi ha rapito il cuore. Una domanda così banale, tra virgolette. Avete visitato l'Argentina? Sì, abbiamo studiato in Argentina, siamo stati a Buenos Aires, sì, abbiamo studiato lì perché lì è come andare all'università del tango. Anche perché è patrimonio dell'UNESCO, quindi adesso si sta diffondendo veramente Fortunato, tanto. ami il tango? Vederlo sì, assolutamente. Però... praticarlo no, non sono stato mai un grande ballerino, poi il tempo mi è mancato. Sergio balla il tango benissimo, è vero. No, Sergio sì, Sergio, ma Sergio è un bravo ballerino. Non ci credo, cioè, non so per quale motivo, ma non ci Guardate, credo, non riesco a crederci. Credetemi, Sergio è un bravo ballerino, con la moglie fanno una coppia eccezionale, sono bravissimi. Ma cosa ballate? Negli anni 90. Negli anni 90. Noi siamo il rimasti ballo al tempo del delle mattone. mene, dicevo Ah, prima. quindi proprio Sì. una cosa semplice, diciamo. 50 Claudio, non mi guardare quadrati. così, No, mi fa non ti paura. preoccupare, Mi no. guarda preoccupato, No, dice, no, pensavo a Simona che è un po', no? È Ombrosa. Tu cosa? È un po' ombrosa. No. Come mai? Non sono ombrosa, sono contenta Ma- di tutta questa gente intorno a me. Cioè, Meraviglioso, Fortunato Amarelli, Sergio Mazzuca, insomma, Vedi? i nostri ori calabresi, I nostri rappresentanza, ori no? Infatti arrossito. Cioè che vuoi di più? Infatti oggi proprio brilliamo di luce. Brilliamo di luce, ecco, riflessa. Grazie. Ti voglio fare una domanda, proprio l'altro giorno leggevo questo, la radice della liquirizia, no? È vero che l'unico posto è la più buona quella della Calabria? Assolutamente sì, questo è, voglio dire, è notizia di almeno 2 secoli, perché l'Enciclopedia Britannica appunto a metà 800 disse che la migliore liquirizia al mondo is made in Calabria. E quindi... Ma dove parte? Qual è la zona? Diciamo dove... che in tutta la Calabria si produce la liquirizia, ovviamente non deve essere a una certa altitudine, cioè nel senso che deve essere più o meno sul livello del mare, per cui ne sono invase le pianure, quindi la pianura di Sibari, tutta la valle del Crati fino ad arrivare a Tarsi ed oltre Tarsia, e poi c'è tutta la piana di Crotone. Queste sono le zone di elezione. La zona Rossano, Corigliano. Già la zona di Rossano per esempio è una zona in cui cresce di meno, perché la parte di pianura in quella zona è più ristretta, si sale subito di altitudine, mentre la zona di Corigliano e di Spezzano, diciamo, e di Cassano più che altro è la più zona ricca. più ricca. Allora, parliamo di una cosa molto importante, questo Memorial, manifestazione ciclistica dedicata a Francesco e Pino Faraca, padre e figlio. La manifestazione si svolgerà domenica 5 maggio, ritrovo Corso Belbicido Cosenza. Francesco, il papà, è stato un grande ciclista negli anni 50, ed è il 6° Memorial. Pino Faraca invece il 3° Memorial è il più forte ciclista calabrese di sempre. Guardiamo questo video, vediamo questo video. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up with... Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò.
Torreggino, tutto l'oro a terra. No te da perdón de Dios. Tu eres mi vida, la fortuna. Va lontano da questa pazza forza. Ma bellissimo questo video. Girato a Matera. Sì, assolutamente. È stato un progetto molto bello realizzato con Officine delle Idee, che è un'associazione di ragazzi veramente bravissimi. Ma calabresi? Assolutamente calabresi. Bravi, Diciamo, il patron di questa associazione è Antonio Blandi, è una persona veramente molto brava, mi ha sorpreso perché un giorno ci siamo incontrati e lui mi ha detto: voi state facendo questa cosa a Matera, possiamo realizzare qualcosa insieme perché anche noi abbiamo un progetto su Matera. E ho detto sì, eravamo veramente con i tempi contati, perché sono quelle cose nelle quali veramente hai paura a inserire altro. E poi mi arriva questo video che è meraviglioso e lui in pochi giorni è riuscito a prendere anche l'essenza di quello che c'è dietro anche, voglio dire, la nostra azione sul territorio, la comunità, lo storytelling, no? Molto carino, complimenti ai ragazzi, veramente, complimenti a questa azienda. Soprattutto a loro. Fate degli uomini in blu. Guarda, sono di una tristezza. No, mi è venuto già. Nel blu dipinto di blu. Sembrano anche un po', visto quelli che fanno i controllori, quelli che stavano nel pullman. Fateli parlare. Io volevo dire una cosa, scusami, una cosa, poi ti giuro che non parlo più. Io dico una liquirizia, un anellino, una cosa. Uno poteva pure ma tu sei arrivato in ritardo, già fatto. Maggior no, già fatto. Cioè io dico una cosetta. Poi voglio dire anche c'è lo scatolo vuoto io, veramente. Rimane vuoto, rimarrà vuoto per te. Io ho solo questi orecchini che li ho messi per le... C'è stato proibito in quando comunque mi sono offesa tantissimo. Di queste opere cosa ne pensate? Molto belle. Molte belle. Belle, complimenti. Il tema di oggi è I Love Me. I love me, Claudio. Allora devi sapere che questa è una donna, io lo dico ogni puntata perché comunque la devo ringraziare sempre, è stata carinissima, un'artista, io la conosco di persona, è l'artista lei, no? Folle, geniale, saluto pure il marito, lei si chiama Fiorentina, scusate, io mi ricordo i nomi, Fiorentina Giannotta, infatti se volete visitare il sito è www.fiorentinagiannotta.com, grazie sempre. E allora. Lei non vuole danzare perché lei vuole danzare con te adesso. Non sarei capace, guarda, grazie. Ma non è vero, non è vero. Ma noi non mortifichiamo nessuno, vero? No, anche perché lei nessuno, no. Già fatto. Però ecco, io vorrei far ballare uno degli ospiti. Gli ospiti no. Gli ospiti non ballano. Non ci toccano gli ospiti. Io sono proprio degli intoccabili. Guarda, sono io che mi tocco. Rifiutiamo di ballare perché dopo aver tu. visto loro faremmo assolutamente, ma una voi pessima siete bravi figura. pure. Ma Noi siamo anche in blu, voglio dire, non sarebbe possibile. A noi ci hanno invitato dicendo venite a una trasmissione dove si parla. Faccio la seconda domanda alla quale infatti non buchiamo. dovete rispondere. No. Con la seconda domanda alla quale non dovete rispondere. Come trascorrete il tempo libero? Io guardando mia moglie. Che carina. Che Sì, così la dichiarazione contempla. d'amore, Stefi, questo marito. Guardandola, Ah, la Lui guarda, c'ha senza- il suo tempo perché è libero, troppo ce l'ha. stanco. no, guardando mia moglie e guardando i miei figli. Quando ce l'ha il tempo libero? Il tempo libero, qualche ora ogni tanto. Qualche ora, con capita. l'acqua. Lui guarda le liquirizie, secondo me, invece no. È innamorato del suo lavoro, però lui... Le raccoglie, le va a raccogliere. Sì. Comunque noi anche a Castro Libero abbiamo una liquirizia che secondo me è anche più buona della vostra. C'è la liquirizia a Castro Libero? Certo che c'è la liquirizia a C'è Castro la radice Libero. liquirizia. Che non è che io. Assolutamente. Allora, sembra che io sono una tutta sciocchina, la Calabria, ma sono una ragazza bravo, molto tutta la intelligente, Calabria. sono Il laureata. sindaco Senza non c'è però. Ma sì, arriva, ho detto tutta la Valle del Ma io il fatto che Crati sono laureata. arriva È anche fino a invasa, Cosenza. è invasa. È ovvio che deve essere una zona Famosa. diciamo di prima collina, pianeggiante di prima collina, per cui le estensioni non saranno moltissime, però c'è. Stavo ascoltando
No. Se tu c'è la liquirizia, quindi non ho detto un'assurdità. Tu parti dal Busento sopra, intanto ti cerchi l'oro dall'Arico, poi alle Foci, quando incontra il Crati, lasci il Busento, vai, prendi il Crati e inizi a trovare la liquirizia, capito? Anche? Nella valle del Crati. Però a Castro Libero c'è davvero. Ma forse era questo il tesoro dall'Arico? Secondo me ma sì. può darsi. Vuoi vedere che era la liquirizia? Vuoi vedere e che noi quella? ci stiamo sbattendo. Vuoi vedere che era quella e noi ancora cerchiamo il cavallo, soprattutto dall'Arico. Comunque io vado a posto. Tu vai a posto? Io vado a sedere. Posso andare in bagno, scusate un attimo? No, sarà un po' defunto questo cavallo. Alla seconda ora. Senti, a proposito di questi, questo è un giocattolo, tu hai un giocattolo, ma stai zitto, giocattolo per modo di dire, no? Giocattolo. Pepper, ormai lo conoscono tutti, non so se tu hai visitato lo showroom loro. Abbiamo un robot umanoide. Ah sì, ne avevo sentito Pepper. E dov'è? Perché non l'ha portato? L'abbiamo portato in questo studio qualche mese fa. Ma non oggi, cioè. Vabbè, oggi è. Ma non è che si dà così Pepper. No, noi non è che lo vogliamo. Ma no, è un ospite importante, quindi non va dappertutto. È lì in negozio e aiuta, interagisce. Sì, io voglio venire, io ci con vengo. gli umani. Ma incuriosisce più i piccoli, i grandi? Un po' tutti, perché poi lui risponde serenamente a tutte le domande che gli fai e ti aiuta a scegliere, ad elaborare il regalo che devi fare. Ma questo è tutto è preparato, già computerizzato, dice ad esempio... Sì, naturalmente è un computer, quindi è programmato per interagire. Io entro, ci parlo, no? Sì. Lui risponde allo stesso modo che risponde a tutti gli altri? No, elabora le domande. Pure, ho visto secondo il tempo. Elabora le domande, naturalmente ci sono milioni di risposte già predisposte e quindi poi c'ha dei sensori. Guarda, non è in tilt se vedete. No, guarda, è così tenero. Io ci gioco, Pepper così tenero. E l'altra volta io subito, ma che vuoi? Mi guarda, perché mi tratti male? Una cosa che mi ha intenerito, mi sono bloccato. Ed è vero, guarda. Certo, perché non ha l'aggressività, quindi disarma. Quindi ha successo, Pepper. Sì, ha successo, è naturalmente un progetto embrionale per noi, però ci sta dando, ormai sono 6 mesi che è lì nel negozio. Si sono un po' addormentate, scusatemi, si sono un po' addormentate. Stiamo parlando di una cosa importante perché non è che vai in uno showroom, ma in Italia dico, hai trovato una cosa del genere. È rara. Io all'aeroporto di Tokyo l'ho visto. Brava, vedi, a Tokyo è normale, rientra nella normalità. Il progetto è giapponese. Infatti, lo so, sono una ragazza intelligente, lo dico per la seconda volta. È laureata. Senti, ma in tournée andrete in tournée? In tournée ne abbiamo una ad ottobre. Ad ottobre? Ne abbiamo una ad ottobre, sì. Dove torniamo? Facciamo praticamente questa crociera, quindi per il Mediterraneo. Ah sì, su una nave? Sì, siete ospiti di questa nave? Sì. Mentre d'estate di solito ci sono le serate. D'estate io sono sulla Spagna, lui... Sì, no. Lui è a San Fili, mi pare. No, io insieme giriamo in tutta Europa, il tango si balla dappertutto. Noi ieri abbiamo fatto una tournée, Acri, Pisignano e Lucca. Paesi qui, non lo dico. No, ieri abbiamo fatto questa tournée che ho trovato, io conosco la zona assolutamente, ma ieri quest'area primaverile, quella campagna, quella collina, bellissimo, ieri era stupendo. Scusami. No, stavo dicendo che noi andiamo a ballare in tutta Europa perché ci sono eventi in tutta Europa per il tango, quindi è bello anche condividere con gli altri perché è una grande comunità il tango adesso in Europa, è molto diffuso. È molto diffuso in Europa, però io credo che in Italia è più sentito, no? Sì, diciamo che il tango nasce da immigrati calabresi in Argentina, nasce da lì, dei primi anni del Novecento, quindi è una forte radice calabrese il tango. Anche nella musica molti autori di tango sono italiani, calabresi, infatti hanno nomi Canaro oppure Di Sarli, sono tutti italiani. Ma tu che hai questo blogger si parla di me.
Tu vieni a casa tua, tu ospiti una coppia di tangheri, quali sono loro? Un piatto che prepareresti a loro, insomma, che ti ispira. Un piatto nostro, dici? Tanti. No, un piatto che magari... un piatto che lego... Che leghi alla loro arte, diciamo, no? Al tango. È un piatto che lego al tango. Un spaghetto, lo prende e lo giri come vuoi, o no? L'assado. No, No, ma io non cucino in argentino, io cucino in italiano. Io penso, vedrei un ragù. Un ragù? Un ragù, perché è colorato, è passionale, è forte, è importante e soprattutto è nostro. Ma con una tagliatella scivolosa scivolenta? Con lo Ma zito tu ne parli spezzato. sempre, scusami, ma sai cucinare tu a Io proposito? cucino bene, Madonna. ci mancherebbe. Noi in Ma famiglia hanno detto cuciniamo. che lui ogni mese il tuo fidanzato è in ospedale. Sì, con una lavanda gastrica. Infatti, ogni Ma mese... perché tento di avvelenarlo. Sì, che è ma diverso. Simona, avete fatto qualcosa a Simona? Che ti è successo, Simona? Ti vedo addormentata, rilassata. Rilassata, Ma sì, fatti vi sto sentire, ascoltando con amore mio, piacere. no? La Hollus, come va la Hollus? La Olps va bene, siamo l'11 a Piano Lago a fare prevenzione oncologica femminile, facciamo mammografia ed ecografia, poi ci spostiamo a Villa Piana con i camper, poi facciamo Albidona, le altre date a Fagnano, insomma giriamo un po'. Bravi, Sì. complimenti. Vuoi fare una domanda a Fortunata Marelli, questo grande imprenditore presente nel nostro studio, a Sergio Mazzuca? Una domanda un po' peperina, se vogliamo, no? Sempre parlare di lavoro, no? Domande peperine. Un po' peperina. Non lo se so, poi volete fare toccherei troppo la sfera privata di entrambe, insomma mi sembra un po'... ma non per... Ma non non ci devi andare nel rispondono, non ci privato. rispondono. Ormai non rispondiamo più. Allora ecco, per Siamo chiusi dietro un no la comment. figura dell'imprenditore calabrese, no? La notorietà, perché c'è l'uomo e c'è il personaggio, no? È chiaro che vi dividiate tra queste due cose. Le femmine ci provano, e quanto ci provano? Ma ci provano perché siete personaggi e quindi vedono la come rappresentanza di qualcosa di sostanzioso, o perché vogliono scoprire dell'altro? No, e come ci provano? Ecco la tipologia della femmina l'approccio media calabrese. con Claudio. Rispondi prima tu. Sinceramente, Tu ci devi Non far ci vedere, provano, Sergio, dottor come ci sinceramente non mi prova è mai una. capitato. Vabbè. Quindi non ci prova. No, non mi è mai capitato. Vabbè, Forse perché sono io che magari già mi propongo in un modo respingente. Intanto non stiamo dicendo che ci provano in modo spudorato, perché poi insomma sembra Intanto credo anche... che per Sergio sarebbe difficile perché c'è un rapporto professionale con le donne, Certo, dire, vendi no. Ma soprattutto quello per c'è loro. a priori, però quindi- io non credo, cioè adesso non facciamo le persone immacolate, ma non credo che non vi capitino sinceramente- delle occasioni, che poi voi siate delle persone serie che a prescindere stiano... Guarda, no, le rispondo sinceramente, mi creda, non mi è mai successo. Cioè, a lei non è mai successo che una donna... Magari ho fatto difficoltà io a capirlo, ma No. forse perché lavoro e dormo con mia moglie 24 ore su, no, magari sempre a contatto con mia moglie, magari Vabbè, dai, è bella questa cosa, ci vabbè, piace. ci No, piace, io ci piace. Non sinceramente sei non- riuscito Al dottore Amarelli Infatti, invece come capita ci piace questa cosa. sovente questa cosa. può essere Io in realtà speravo che ho pensato sempre che dopo i 40 anni la maturità mi avrebbe portato anche questo. In realtà sto aspettando, forse dopo Che i vite 50. vuote, che vite vuote. dopo i 50. Ma C'è solo lavoro, solo lavoro, solo Cioè, lavoro. la verità è che non vi fila a nessuno e lo venite a dire pure in TV. Vabbè, c'è siamo Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Olè! E che caschè!
Hai visto? Bravi. Sergio, comunque tu hai questo rapporto diretto, no? Con le donne. No, ma prima dicevo seriamente, non mi è mai successo che... Perché io, a parte che ho un rapporto amicale con tutti, però se non ci pensi magari forse non... Poi devi sapere... lo sai che Raffaella fa l'attrice? E io pure? No, lo sai che Raffaella fa l'attrice? Sì, so. No, ma fagli vivere questo momento che non ha mai vissuto, Raffaella. Essere un essere Raffaella, un poco più basso, fagli vivere questo momento che non ha mai vissuto. Di seduzione. Ah, che è Peggiosino ogni minescia, questo lo volevo dire. No, allora... No, perché visto quando uno dice che cosa... che lui spesso fa tante cose e quindi si trova un po' dappertutto, come si può dire questa cosa. E volevo dire che no, non amo è una dire, cosa positiva. non amo dire di no. È una persona molto sensibile, Sergio è una persona molto sensibile. Non amo dire di no, ma è nel sociale. Ecco, volevo dire proprio nel questo. vero senso della parola. Sia però, con Sergio, so che avete fatto l'altro Sergio, avete fatto un progetto, con Sergio abbiamo partecipato fatto tantissimi progetti, molti già realizzati e molti da realizzare. Quindi voglio dire, è una cosa, non stavo dicendo una bugia. No, ci sono alcune cose che si fanno e si fanno perché avendo un'azienda e che vive di business naturalmente e comunicazione, ma ci sono tante altre cose che la mia famiglia fa, ma non amiamo pubblicizzarle, quindi le teniamo per noi. Senti. Quindi, certo, naturalmente facendo impresa, comunicare e omaggiare questi eventi a un pubblico alto o immenso e fa piacere perché fa ritorno. Però come dicevo prima facciamo anche tante altre cose, ma le facciamo con il cuore e evitiamo di pubblicizzarle. E con Sergio abbiamo fatto tante cose. Che lui è una persona molto seria, una persona molto affidabile e quando dai un qualcosa a lui sei certo che va a buon fine. Ma Sergio chi? Sergio Crocco, che adesso è in Africa e lo salutiamo. Ciao Sergio, lo possiamo salutare? Sì, come no, ciao Sergio. Venerdì prossimo tra l'altro ci saranno Robertino ed Eliseno ospiti qui da Claudio. Poi saranno anche nella città di Toronto in Canada a settembre, dove c'è una forte comunità. Noi lì sono 16 anni che facciamo anche lì il premio Telesio. Sergio è andato lì, ha preso contatti, abbiamo già 4 serate molto piene, quindi faremo questi spettacoli con Sativice e altri. Quindi vieni anche, vedrai in Canada insieme a noi? Io sarò in Canada, quel periodo perché facciamo un gemellaggio con la città di Van e quindi saremo un gruppo di dal 5 al 17. Ma ti vuoi gemellare anche tu? No, o sei già aggemellata? No, io ho già una parente che mi somiglia, quindi non mi voglio gemellare con ho nessuno. capito. Fortunato. Invece la tua azienda è nata nel 1700 se non sbaglio, no? 1731. 31. Sì. O quantomeno è il primo documento che noi abbiamo nell'archivio che attesta che c'era un'azienda, che c'era un'attività. E poi ultimamente c'è stata un'evoluzione con questo nuovo showroom che avete fatto l'anno scorso, 2 anni fa, no? Sì, devo dire le evoluzioni sono continue, no? Perché quando ci si trova di fronte ad un'azienda molto antica, quindi in questo caso sono 300 anni, non esiste l'azienda antica se ha un leitmotiv fortemente innovativo. Certo. Quindi se tutte le generazioni hanno provato a distruggere e a ricostruire, cioè a cambiare, perché il mercato cambia e quindi bisogna cambiare con esso. Avete visitato il museo Amarello? Certo, noi abbiamo fatto un evento 15 anni fa, abbiamo fatto i gioielli con la liquidizia, una sfilata di gioielli, Damiani abbiamo fatto nel museo, bellissima manifestazione. È il museo, è il secondo museo più visitato in Italia dopo il museo della Ferrari, o sbaglio? Sì, assolutamente, c'è questa statistica fatta dal Touring Club che dice appunto che è il secondo museo d'impresa più visitato, subito dopo la Ferrari, che è il sinonimo dell'irraggiungibilità, per cui
perché ci va bene. E poi invece subito dopo c'era la Perugina. Voi avete visitato Amarelli, guarda, con un tango al museo sarebbe una serata carina, assolutamente, no? Lo organizziamo. Lo vogliamo organizzare quest'estate, una serata carina. Ma senz'altro possiamo. Comunque io vado in borsa adesso sua, che sicuramente avrà delle... In realtà è un'azienda assolutamente aperta, Sergio lo sa perché abbiamo fatto tante cose, Claudio tantissime, facciamo anche tante cose in azienda perché è bello viverle le aziende, no? Non sono soltanto luoghi di promozione, cioè di produzione, ma possono essere luoghi anzi di promozione culturale e di vita della comunità. Vai, intrometti, vai. Giri il mondo e trovi le definizioni. Io volevo chiedervi invece un'altra cosa. A quanta gente dite di no giornalmente? Quante richieste strane, assurde di gente che vi chiede, vi arrivano e magari dovete essere necessariamente selettivi, no? Perché ad un certo punto non possiamo dire di sì a tutti, o no? È vero. No, non si può dire, magari ecco, si media, ecco, più che altro. Il no diretto non è... Se una cosa si può fare, si fa, o si fa in minima parte. Da quanto tempo siete coppia? Noi siamo coppia all'occorrenza. Il mio ballerino è a Mantova. Belle le cose, le coppie all'occorrenza sono meravigliose, sono fantastiche. Questa è la rivoluzione, le coppie all'occorrenza. Facciamo sempre spesso così insieme. Ah sì? Sì. Me lo prestano. Te lo prestano? A te te la prestano pure? Ma ti prestano, cioè, non ho capito, me lo prestano, te la prestano? Sì, dai. Vi prestate a vicenda? Sì. Vedi? Le cose importanti le facciamo insieme però. Ma bravo! Le cose più importanti insieme. Vuol dire che oggi è stata una cosa importante. Importantissima. Ma noi scriviamo su questo giornale, l'altra volta tu non l'abbiamo presentato perché con entusiasmo io avevo portato questo numero, secondo me era nuovo, invece lei poi mi ha bloccato e ha detto guarda che non è l'ultimo numero, hai sbagliato tu a non portare il nuovo. E quindi noi abbiamo questa rubrica, io naturalmente parlo di moda e lei ha questa rubrica cucuzza longa con eleganza. Questo mensile che si chiama Mediterraneo e dintorni, è un mensile molto ben fatto, molto curato, è un ottimo prodotto, ovviamente poi ci scriviamo noi, quindi questo, già no, ma questo poi è prodotto in Calabria, è prodotto in Calabria, è ben fatto, l'editore calabrese, il direttore calabrese sono tutti e due molto in gamba. Claudio parla di moda, io cucinicchio e sfotto. È finita la puntata, la sesta puntata è finita, mi raccomando, ogni domenica alle 15 e alle 21 su Ten, canale 10. Ringrazio gli editori, il direttore di Sabito, il regista, Chito. E poi, come non posso salutare Carmela Formosa, è il DJ Ciccio Adamo. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Seguiteci. Tango! Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío que compartió tu hastío, no encontrarás y entre la gente buscarás la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el
fracaso, igual que hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré. Y no me llames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso. Igual che Prego, grazie, scusi, tornerò. Grazie,